Una donna priva della vista sin dalla nascita entra in una piccola villa di Scandicci, a pochi chilometri da Firenze. Qui si allevano cani guida per ciechi. Come si svolge l'addestramento di questi cani? Di questi animali che finiranno col dedicare la propria vita ad assistere e guidare un essere che vive in un mondo di tenebre. Di questa benefica istituzione, unica in Italia, e degli straordinari animali che vi vengono addestrati, ci parla uno dei dirigenti, la signorina Maria Grazia Bellini. Di che razza sono questi cani? In genere sono pastori tedeschi, ma addestriamo anche degli alsaziani. Per la guida dei ciechi sono preferibili i maschi o le femmine? Esclusivamente le femmine, solo loro sono adatte per il loro lavoro, sia per la docilità e la pazienza che dimostrano. Secondo lei, il cane si rende conto che il suo padrone è cieco? È difficile pensare che un cane possa concepire la cecità, però è certo che l'animale comprende che il suo padrone è un essere menomato e che quindi va continuamente protetto e guidato. Tant'è vero che il cane guida è molto più attento con il suo padrone cieco che con l'addestratore. In questa scuola quanti cani guida vengono addestrati ogni anno? In questa scuola, che è l'unica in Italia, teniamo 6 corsi l'anno, in ognuno dei quali sono addestrati circa 25 cani, per un totale annuo di 150 cani guida. Questo però è un numero veramente irrisorio in confronto alle decine di migliaia di ciechi italiani. Quanto costa l'addestramento di un cane guida? Per addestrare un cane occorrono non meno di 300.000 lire. A che prezzo vengono ceduti ai ciechi? Il cane viene assegnato al cieco gratuitamente. E allora la vostra istituzione con quali fondi vive? In 30 anni di attività di questa scuola, lo Stato solo quest'anno ha concesso il contributo di 25 milioni. Una cifra assolutamente insufficiente per le nostre esigenze. Per il resto viviamo con offerte di enti e privati. Naturalmente in queste condizioni è difficile, non dico ampliare la nostra attività, ma persino vivere. I cani della nostra scuola vengono presi da cuccioli o comunque con un'età che non superi i 20 mesi. L'addestramento comincia quando i cani hanno un'età di 15 mesi. La prima fase dell'addestramento comincia con i cosiddetti esercizi di obbedienza. Si abitua il cane ad eseguire determinati ordini, come raccogliere oggetti e porgerli al comando all'addestratore, stare seduto o disteso. La ragione di questa fase è abituare il cane ad obbedire agli ordini che gli vengono impartiti. C'è anche un altro scopo, infatti la raccolta di oggetti si potrà dimostrare utile per il cieco, il quale, tanto per fare un esempio, potrà aver bisogno che gli si raccolgano determinati oggetti che gli possono essere caduti. Nel frattempo si impartiscono lezioni teoriche ai ciechi, insegnando loro come dovranno comportarsi con il cane. Si passa poi agli esercizi più complicati, come abituarsi a camminare in città, fermandosi a bordi dei marciapiedi, questo per far capire al cieco che deve discendere un gradino. Si abitua anche il cane ad evitare gli ostacoli più vari che un cieco può incontrare nella sua vita quotidiana.
Il cane viene addestrato a fermarsi se il semaforo non dà via libera. E infine si passa all'esercizio più difficile, arrestarsi a tempo, cercando di avvertire il padrone cieco quando sopravvenga un'auto durante l'attraversamento di una strada. Molte altre cose che noi non potremmo neppure insegnare al cane le apprenderà con il suo contatto quotidiano con il padrone cieco. In questo senso possiamo parlare veramente di intelligenza e non di istinto. Finalmente i cani vengono consegnati ai ciechi. È un momento particolarmente delicato perché il cane lascia il suo istruttore al quale si era affezionato per un altro padrone. Per il cane è un distacco doloroso e spetterà al cieco fargli dimenticare il suo primo affetto. La nostra scuola non consegna i cani a casa, ma si studia di integrare il carattere dell'animale con quello dell'uomo. Per esempio, a un cieco di indole un po' troppo tranquilla verrà destinato un animale dal carattere vivace o viceversa. Si tiene anche conto del lavoro che il cieco svolge nella vita civile. Lentamente, nei 20 giorni che il cieco passa nella nostra scuola, l'uomo e l'animale cominciano a comprendersi ed amarsi. Perché se per un uomo normale il sentimento che lo lega al suo cane è l'affetto, sia pure grande, tra un cieco e il suo cane si deve parlare di autentico amore, un amore che durerà tutta la vita. Il cane nella nostra scuola non abbandona più il cieco, neppure la notte. Dorme con lui e partecipa alle sue ore di svago e alle sue tante ore di tristezza. Intanto gli stessi esercizi che il cane ha eseguito con l'addestratore li ripete con il cieco al quale è stato assegnato, naturalmente con l'assistenza di un istruttore. Finalmente giunge per il cieco l'ora di lasciare la scuola.
L'uomo e l'animale varcano il cancello della nostra scuola per affrontare la vita di ogni giorno. Una vita senza luce per il cieco, ma meno ostile di prima, perché ora vi sono altri occhi che sono lì a proteggerlo.